Passo la parola all'altro imprenditore sempre giovane. Ecco, giusto per sapere l'età del nostro ormai 37 anni. quindi giovanissimo, la sua età 33. 30, quindi coetaneo. Io 36, Quindi buonasera. siamo sempre lì. Sì. La storia, prima la storia, poi vediamo un po' cosa ne pensa appunto di questo sistema Italia, se il sistema Italia integrato col sistema Europa, se aiuta l'agricoltura. Perché, premesso, molte persone non del settore agricolo dicono che il settore agricolo è quello più avvantaggiato, che in virtù del PSR, di tante belle cose, sono quelli che ottengono più soldi, più finanziamenti, quindi non dovrebbero lamentarsi. Detto questo, poi voi spiegherete, esatto, ai non addetti ai lavori, perché questi messaggi ci arrivano sempre dopo, quando la trasmissione è chiusa, delle belle mail, e noi cerchiamo di dare anche la risposta. Allora, la sua storia. Sì, buonasera a tutti intanto. La mia storia parte vengo dal Polesine, abito vicino al Po e ho sempre fatto altri lavori fuori dall'agricoltura, ma mi sentivo mosso da una sensibilità verso l'ambiente, verso il territorio, verso la natura, e quindi cercavo uno sbocco lavorativo che mi permettesse di stare a contatto con la natura e di poter in qualche modo dare un contributo sia al mio territorio sia alla mia famiglia, diciamo, insomma, ecco. E ho deciso di intraprendere l'attività agricola andando alle dipendenze di un'azienda florovivaistica, la quale si occupava di produzione di piante ma anche di giardinaggio e di verde urbano. Ho fatto una lunga esperienza di oltre 10 anni finché poi ho deciso di aprire una mia azienda con molti sforzi, perché indubbiamente per un giovane che non arriva da una famiglia agricola è uno scalino molto più alto da superare per poter accedere a una nuova azienda. In realtà la strada per aprire un'azienda agricola è molto semplice, poi oggi le associazioni ci aiutano molto e i PSR anche ci danno buone possibilità per poter accedere a questo mondo. Vero è che le difficoltà da superare sono moltissime, tra cui il credito, quindi ho dovuto farmi un bel po' di finanziamento per potermi acquistare una casa con la terra adiacente per poter fare... Che anni erano? Erano esattamente il PSR scorso, era il 2007. Quindi ancora poco prima della grande crisi. Poco prima della grande crisi, quindi hanno chiuso definitivamente. Le banche mi hanno aiutato, mi hanno supportato perché il progetto era abbastanza vincente, abbastanza insomma serio, però poi ci siamo trovati di fronte a scontrarci contro la burocrazia innanzitutto, che è il primo ostacolo, grande ostacolo da superare, e tutta quella serie di ostacoli che ci si trovano di fronte nella vita quotidiana, quindi oltre che le istituzioni che non ti aiutano, fondamentalmente la crisi che incombe e la sfortuna che a volte succede nella vita, insomma non è facile portare avanti un'azienda da soli senza fondamentalmente avere aiuti sostanziosi in nessun'altra maniera. Ma la sfortuna è relativa a cosa? Eventi meteorologici? La sfortuna è relativa innanzitutto al fatto che desideravo aprire l'azienda agricola con il supporto di mio padre, che stava andando in pensione, e mio grande collaboratore, amico e spalla, e proprio nel momento dell'apertura dell'azienda purtroppo per una malattia mio papà mi è mancato. Quindi un supporto fondamentale. Un supporto fondamentale, vedevo questa poesia bellissima che si stava sviluppando, ma subito mi sono trovato di fronte alla prima grossissima difficoltà, che è stata quella dell'assenza di un genitore che ti potesse perlomeno supportare dal punto di vista morale e non finanziario. Mi sentivo orgoglioso di quello che avevo fatto, proprio perché fino a quel punto l'avevo fatto tutto con le mie forze. E comunque insomma non mi sono arreso, ho deciso di continuare, di tentare di mettere in piedi questa realtà, piccolissima realtà, tra l'altro credo di essere una delle aziende agricole più piccole della Comunità Europea e me ne vanto. Certo, non ho bisogno di grosse superfici per fare per fare il mio prodotto, io produco piante ornamentali a indirizzo biologico, ossia non ho avuto bisogno di fare le certificazioni biologiche perché per scelta mia non voglio certificazioni, perché effettivamente mi basta di sapere che io mi comporto in maniera biologica. Comunque è una strada ancora più difficile, perché produrre
piante o esseri viventi in maniera biologica è il doppio più faticoso, però comunque abbiamo continuato su questa strada, su questa linea più costosa, più onerosa e burocraticamente più complessa, ma siamo arrivati a risultati soddisfacenti finché poi Madre Natura, il 13 di ottobre dell'anno scorso, con una tromba d'aria violentissima, ci ha raso al suolo l'azienda proprio. Ha raso il suolo? Ha raso il suolo, sì. Ci ha lasciato solo i cani e i gatti e nient'altro. Lì c'era copertura assicurativa? Non credo, sì. Beh, in realtà eravamo muniti di copertura assicurativa sia sulla casa, sia sull'immobile della casa, sia sull'azienda vera e propria, ma a fronte di questa tragedia, tra l'altro è stato aperto lo stato di calamità naturale, le assicurazioni hanno visto bene di associarsi per fare in modo di darci il meno possibile, detta come va detta, proprio perché oggi, dopo 4 mesi da quella tragedia, abbiamo avuto delle blande risposte che corrispondono circa ad un rimborso del terzo del danno totale. Quindi per noi che abbiamo dato tutto finora per questa azienda, a oggi ci troviamo praticamente con nulla in tasca e tutti i nostri beni ancora là per terra. Voi non siete quindi riusciti a riprendervi? Ci riprenderemo sicuramente perché la mia volontà è grande, però indubbiamente ho capito che non si può far fede più di tanto sulle assicurazioni e tantomeno sulle istituzioni, proprio perché a oggi non ci hanno dato nessuna parola di conforto che ci possa far sperare per un futuro un pochettino più sollevato, insomma, certo. Qualcosa che ci faccia capire che forse ce la facciamo ad uscire da questo. Poi sentiremo anche le altre storie degli altri nostri ospiti. Presidente, è emblematico questo, però quello che lascia molto amaro in bocca è il fatto che persone così giovani abbiano già subito tanti intoppi nel loro percorso, cosa che magari, per carità, rientra nell'ordine delle cose, l'evento naturale, però quando c'è una copertura uno si immagina che bene o male può reintegrarsi, invece no, che ci sono gli inghippi di vario genere, insomma è quasi voler deliberatamente mettere delle sbarre ai piedi di chi vuole crescere, di chi vuole fare qualcosa, di chi ci crede, si comporta bene, anche eticamente ha una sua filosofia, se non i giovani chi ce l'ha? Cioè... Sono d'accordo e credo appunto che queste siano le cose che demotivano alla fine un giovane ad aversi messo in gioco per la concretizzazione di un progetto, di un'idea che tanto sentiva dentro di sé. Il mondo del lavoro ti respinge, le aziende però dice almeno questo invece. No, ma perché dobbiamo anche pensare che alla fine un giovane quando si mette in gioco le tasse le paga e quindi il sostentamento sia alla regione che al governo centrale c'è dalla loro parte. E il mondo agricolo credo che contribuisca, in proporzione se contribuisce 100, penso che gliene ritorni, perché io non sono per non pagare le tasse, ma che quell'incremento che effettivamente il mondo agricolo apporta al governo poi rivenga rigettato nella stessa categoria. Invece talvolta vedo che versiamo 100 e probabilmente un 15-20% probabilmente ritorna al settore e questo demotiva veramente anche questi casi di calamità naturale, quale è stato detto, che nonostante determinate campagne possono essere anche difese dal Condifesa, ci sono degli enti che tutelano dalla grandine le nostre culture, però noi in realtà non abbiamo mai un'assicurazione del nostro reddito. Allora io credo che alla base di tutto ci possa stare anche l'idea di assicurare il reddito anche dei nostri giovani, perché alla fine se loro si mettono in gioco, poi succedono cose di questo genere, che non sono solo le calamità, può essere anche le alluvioni, perché negli ultimi periodi il caso alluvione nel 2014 è stata una cosa che anch'io ho corso tanto per difendere il territorio e le promesse vengono fatte a parole, però a fatti manca sempre la concretezza. Allora meglio meno parole ma più fatti e concretezza, perché le persone e chi contribuisce al sostentamento di tutto il governo e di tutta la collettività credo devono essere tutelati anche dal punto di vista reddituale. Se succedono queste cose bisogna anche difendere chi ha subito danni di questo tipo, di questo genere. Ecco, quello che mi è piaciuto come passaggio che stava raccontando è che ha messo in piedi questa attività dal nulla praticamente, si è rivolto sia al piano di sviluppo rurale eccetera che anche all'associazione di categoria. Certo.
E qui c'è l'altro aspetto, e quindi lo chiedo anche a voi quattro, dopo sono tutte domande che anche voi che siete pubblico darete la risposta. Quanto è importante un'associazione di categoria per chi si cimenta in questa attività come supporto? Perché se abbiamo visto che la normativa è così farraginosa, se la burocrazia ti crea delle ansie e magari non sei a conoscenza di tutto, perché io immagino chi si mette in un settore o ti sei laureato e specializzato, masterizzato, oppure non puoi saperlo. E quindi quanto è importante o quanto invece non riesce a fare, potrebbe ma non ce la fa. L'associazione di categoria è quella figura che tutela un attimo chi si mette in gioco, in questo caso nel mondo del lavoro. Però dobbiamo pensare che con tutti i tagli che ci sono stati nell'ultimo anno, con gli ultimi cambiamenti politici, credo che anche le associazioni di categoria stanno soffrendo per la loro sussistenza dal punto di vista economico. Pensiamo che oggi anche il caso delle Venezie, cioè l'associazione prepara delle documentazioni per portarle avanti, per dare i contributi che gli spettano a chi si è messo in gioco, giovane o non giovane che sia, però che fa parte del mondo agricolo, e loro posticipano sempre queste contribuzioni. Alla fine anche l'associazione di categoria è un mondo in cui determinati funzionari lavorano. Per esempio alla CIA di Padova abbiamo circa 58-60 persone che ruotano intorno a questa struttura. Quindi è importante anche avere qualcuno che lavora per te, che ti dà una mano, che sia specializzato, non è da sottovalutare, un po' dicendo come consiglio anche per chi ci ascolta. Sì, è indispensabile perché è quel supporto esterno da quello che può essere il lavoro manuale, che però l'agricoltore non riuscirebbe a far tutto da solo. Probabilmente in un futuro con la firma digitale, con determinate strutture e piattaforme di lavoro sicuramente si potrà ovviare un po' a questo problema, però l'agricoltore, se fa l'agricoltore, già con la burocrazia che è intorno alla propria azienda deve dedicare un 100 giorni all'anno alla fine su 365 solo per gestire la propria fatturazione, il proprio budget, il proprio modo di lavorare, però non riesce a fare tutto e quindi rapportarsi con le istituzioni, se non ci fosse l'associazione di categoria questo sarebbe ancora molto più difficile. E il collega Cappello prima parlava di Avepa, alla fine con l'Avepa ci si può relazionare, però sempre a mezzo dell'associazione di categoria. Allora su queste piattaforme di lavoro, se ognuno fa la sua parte e la fa dal punto di vista etico-morale bene, sono convinto che ci può essere un futuro sicuro per tutti. Però serve una collaborazione e ci dobbiamo prendere per mano come una volta quando i bambini si prendevano per mano e giocavano giro giro torno, però quando si apriva il cerchio si sfaldava tutto e oggi noi dobbiamo investire in un lavoro di collaborazione e di unione. Bravissimo, proprio per spiegare, dopo chiedo anche meglio a voi. Ci sono tante associazioni di categoria, come in tutti gli ambiti. Abbiamo gli industriali, rappresentati da Tizio, che è Semproni, se non vado nel merito, gli artigiani e via dicendo, il commercio. Lo stesso in agricoltura. Sì. I non addetti ai lavori o anche chi si cimenta da poco non ci capisce niente. Anche noi hanno detto ma che differenza c'è tra CIA col diretti, per fare un esempio, perché uno anziché l'altro, e poi come un po' i sindacati, no? Per il giovane che si mette nel mondo del lavoro, sindacato da una parte o dall'altra, ma che differenza c'è alla fin fine? Che differenza c'è? E dopo voglio sentire anche voi che cosa ne pensate. Fino a qualche anno fa probabilmente la differenza poteva essere la spalleggiatura dal punto di vista politico, però vedendo come sta cambiando il mondo, io credo che... Quindi era una questione più politica sostanzialmente. Sì, fondamentalmente sì. La CIA oggi si mette in gioco con gli agricoltori, perché anch'io sono un agricoltore e sono qui a rappresentare l'agricoltura padovana, però ho avuto il coraggio di mettermi in gioco grazie anche a questi giovani che mi supportano, che quando vivo con loro mi sembra già di avere 20 anni di meno e di rapportarmi quando io ero giovane, che mi sono messo in gioco in anni sicuramente diversi di quelli di oggi. Però credo che il mio sogno reale sarebbe quello che le associazioni parlassero tutte la stessa lingua e fosse, come ho detto prima, se ci prendiamo per mano e fossimo tutti uniti e compatti, perché infine il problema che tu sia della CIA o della Coldiretti o di Confagricoltura, il problema è uguale per tutti. E allora se noi dimostrassimo anche alla politica di essere uniti, sono sicuro e su questo lo potrei sottoscrivere, che quello che noi abbiamo necessità lo porteremo a casa in tempi anche più brevi di quelli che ci aspettiamo. Ecco, voglio sentire anche voi che cosa ne pensate di questo, perché comunque siete anche entrati in un'associazione, poi vediamo un po' di capire anche le altre storie. Andiamo subito in pubblicità e poi torniamo con voi.